Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Palaruggi di Imola, quarta giornata del campionato di A2, girone Est, la seconda gara interna dell'Andrea Costa Imola, versione 2015-2016. E anche questa sera l'impegno è particolarmente interessante perché Imola, dopo una scoppola pesantissima e inaspettata, tra l'altro, come quella rimediata 9 giorni fa in quel di Trieste con il meno 34 che grida ancora vendetta, ospita la Proger Chieti ed è una sfida, mi rivolgo ad Alessandro Salvini che come sempre ci accompagna in questa telecronaca, interessante perché vede due squadre a 4 punti, quindi con un bilancio attivo di 2 vittorie e una sconfitta, e che dunque vale i piani alti, altissimi della classifica, perché chi vince questa sera va al secondo posto. Prima di tutto ciao a tutti, sia chi ci ascolta in diretta via streaming che a tutti i telespettatori questa sera qui collegati dal Palaruggi. C'è un bel ambiente, la partita è di quelle molto interessanti. Imola e Chieti, come hai già detto Fabrizio, sono entrambi a 4 punti. Sicuramente è una di quelle partite che può indirizzare, non svoltare, ma indirizzare la stagione. Sicuramente indirizza la stagione, ecco che inizia con le squadre in campo. Vediamo una bella cornice di pubblico anche questa sera, sicuramente è un campionato molto interessante, abbiamo visto anche dagli anticipi chiunque può battere anche le squadre diciamo più blasonate. Abbiamo visto Verona la settimana scorsa che ha perso, Mantova proprio meno di 24 ore fa cadere in casa contro Roseto, che in pochi ci avrebbero creduto. La stessa Roseto nello stesso girone Est settimana scorsa ha battuto la Leonessa Brescia, che è una diciamo tra le favorite insieme alla Treviso, che adesso è a 4 punti primi classifica. Partita la partita con la palla 2 degli arbitri Galasso, Fabiani e Solfanelli. Squadra in campo con Imola che si schiera con Washington in quintetto per la prima volta assieme a Maggioli, Anderson, Hassan e Sabatini. Dall'altra parte coach Cedro Galli mette in campo i suoi in maglia completamente rossa con numerazione bianca, con il 10 Ivan Lilov, il bulgaro, con il 16 Jacopo Vedovato, il 20 è il capitano Luigi Sergio, il 32 Diego Monaldi, uno dei play più interessanti dell'intera A2, e con il 33 l'unico americano della squadra teatina, Isaiah Armwood. Il primo pallone sotto, pasticciato per Leonard Washington che rischia di perderla. Avrà l'ultimo possesso perché l'ultimo tocco è di Chieti. 8 secondi per andare al tiro. Seguiamo un po' questo extra possesso per Imola con la rimessa, servito Maggioli sui 6 metri, pallone nell'angolo per Norman Hassan, il tiro è scentrato, rimbalzo conquistato da Luigi Sergio. Un commento anche da Luca Monduzzi del resto del Carlino. Che partita si aspetta questa sera? Sicuramente una partita di riscatto da parte dell'Andrea Costa dopo la debacle di Trieste. L'avversario non è certo facile, è un avversario con un quintetto comunque solido, capace di fare bene sia all'interno che all'esterno. Qualcosa di meno ha la panchina, su questo può essere un fatto su cui Imola può fare sulla partita. Il primo canestro dell'incontro porta la firma di Ivan Lilov, il bulgaro di Sofia, nazionale tra l'altro, giocatore che ha militato in pre-season a Reggio Emilia agli ordini di coach Menetti, e stante l'infortunio alla schiena di Ty Abbott, che era l'americano designato per coach Galli, è arrivato con un gettone di 2 mesi con possibile conferma. Lilov ha fatto molto bene, un giocatore che ha militato in tutta la sua carriera nei campionati dell'Est Europa, in particolare Bulgaria, Ucraina e Macedonia e Turchia. Ebbene, un oggetto che poteva sembrare misterioso prima del suo approdo a Reggio Emilia ha convinto pienamente sia in Emilia e sia nelle sue prime partite in quel di Chieti. Nel frattempo alla palla persa di Imola risponde la palla persa della Proger Chieti. La prima nota sicuramente, Fabrizio, è quella del quintetto diverso dell'Andrea Costa rispetto alle 3 versioni precedenti che abbiamo visto. Washington si riprende diciamo il quintetto come era inizialmente previsto, ma non è certo come coach Ticchi ha voluto confermare anche in conferenza stampa proprio ieri. Non è una bocciatura verso Jacopo Preti, è proprio che gli serve la sua fisicità, gli serve magari un po' più di esperienza, soprattutto a inizio partita. Questa sicuramente è una delle prime chiavi di questo
inizio. Poi si vedrà se l'Andrea Costa come reagirà a questo inizio, vedremo. Attacco Chieti con il pallone nelle mani del mancino Luigi Sergio, la gran palla servita sotto per Jacopo Vedovato, che abbiamo visto in difesa fare belle cose contro Maggioli. Tra i due ci sono 18 anni di differenza, classe 95 il giocatore in prestito da Treviso, classe 77 invece il più esperto Michele Maggioli. Dall'altra parte il primo cesto dell'incontro per Imola porta la firma di Carvel Anderson, indubbiamente il leader della squadra imolese. Il leader, e poi c'è anche la situazione che Carvel Anderson è stato seguito in estate proprio dalla Proger Chieti. Diciamo che qualche telefonata al suo procuratore è arrivata anche da quelle parti lì. Carvel è un giocatore molto futuribile, assolutamente interessante. L'anno scorso non si è espresso tutto, non ha fatto vedere tutto il suo potenziale se non in allenamento. E nella prestagione, come abbiamo già sottolineato, e anche nelle prime partite, ha fatto vedere che probabilmente è questo il vero Carvel Anderson. Monaldi serve il pallone per Armwood, 2 palleggi per l'americano di Baltimore, il pallone esce dal ferro, rimbalzo conquistato da Norman Hassan, 4 pari il punteggio quando siamo a 6 minuti e 50 secondi dalla fine del primo quarto. La finta di Washington che serve il pallone fuori per Norman Hassan, eccola ancora Washington, un'altra finta, vuole prendere la linea di fondo, il tiro alzando la parabola è ampiamente corto per l'ottima difesa da parte di Isaiah Armwood. Prova ad andare di là la Proger con il pallone nelle mani ancora di Vedovato, si gira col piede perno, arriva il fallo sotto canestro di Leonard Washington, spende il primo fallo dell'incontro e manderà in lunetta il giocatore con la maglia numero 16, abbiamo detto Jacopo Vedovato in prestito da Treviso, lui che è nazionale italiano under 20, un 4-5 dinamico, l'abbiamo visto in queste primissime fasi dell'incontro, braccia lunghe, piedi rapidi e ottime doti atletiche, il giovane giusto per uno degli allenatori più bravi a far crescere le giovani leve come Cedro Galli. 0-2 però dalla lunetta per Vedovato, l'ultimo tocco è di un giocatore imolese, forse di Washington, dunque extra possesso per la Proger. 6:31 sul cronometro, 4 pari, siamo partiti a ritmi decisamente meno intensi rispetto a quelli visti 2 settimane fa nel derby contro la Fortitudo. Si prende la tripla in transizione, Carvel Anderson, l'errore, ribalzo conquistato ancora dall'onnipresente Vedovato, attenzione a Monaldi, anche lui in transizione, la tripla da parte di Diego Monaldi che oltre ad essere uno dei 2 giocatori confermati da Chieti rispetto alla scorsa stagione è anche uno dei migliori play di questo campionato. Un giocatore miglioratissimo, ha fatto molto bene nelle prime apparizioni. Chieti sta tirando col 40% da 3 punti, quindi l'Andrea Costa deve stare attentissima a lasciare così tanto spazio dalla linea dei 6,75. Però la risposta importante di Gerardo Sabatini che replica al suo dirimpettaio il giocatore imolese con la maglia numero 43, il bolognese play guardia 1994, è un bel duello in cabina di regia, anche se ora il pallone viene portato di là dall'Ilov che segna il suo 4º punto dell'incontro. 2-2 al tiro per il giocatore bulgaro, Chieti avanti 9-7. Terzo pallone o quarto nelle mani di Michele Maggioli. Alessandro, mi sembra che l'idea di Ticchi sia quella di mettere in movimento Michele Maggioli fin dall'inizio, cosa che forse nelle prime 2 o 3 partite non è successo con regolarità. Sicuramente, a maggior ragione quando davanti hai un ragazzo sicuramente molto interessante come Vedovato, di scuola Treviso, ma che comunque ha pochissima esperienza. È giusto mettere in moto Maggioli, c'è anche un certo gap di altezza tra i due, quindi è giusto dare la palla anche sotto e non solo tirare da fuori. 4º punto dell'incontro per il giocatore che ha firmato un biennale con Imola, grande palla sotto da Monaldi a Vedovato, evidente errore della difesa, però 4º punto anche per Vedovato, 11-9 quando siamo nella seconda metà del primo quarto. Quantomeno, Alessandro, rispetto alle 3 uscite precedenti Imola ha tenuto botta, come si suol dire, nei primissimi minuti dell'incontro. 11-9 se pensiamo alle partenze di Imola
viste con la Fortitudo, ma anche nelle due trasferte, in quel di Treviglio e in quelli recanati e in quel di Trieste. Insomma, abbiamo tenuto fino a questo momento. Sì, meglio, ma non abbastanza per Coach Ticchi. Infatti ha fermato subito il gioco e chiamato un time out. Imola spesso e volentieri ha cambiato in difesa. Chieti è stata molto brava con Monaldi, ma anche con Lilov, a trovare l'uomo libero, a trovare spazio per tirare da 2 punti da fuori, oppure come è successo anche seguito al fallo di Washington, a sfruttare i mismatch. Time out richiesto da coach Ticchi. Abbiamo detto di Chieti, squadra che ha cominciato la sua scalata ai piani alti del basket italiano acquisendo il titolo di B2 nel 2007 da Roseto, poi la promozione nel 2011 con la cavalcata fino in DNA, che poi nel 2013-2014 è diventata Silver, nona in campionato 2 stagioni or sono, settima in campionato l'anno scorso. Per la squadra che ha cambiato tanto quella teatina rispetto alla scorsa stagione, via Ancelotti, via Hamilton, non ci sono nemmeno Cardillo, Palermo, Paesano e Sollazzo. Gli unici confermati rispetto alla scorsa stagione, l'abbiamo detto, sono il play classe 93 Diego Monaldi, che tra l'altro quest'estate si è messo in luce con la nazionale sperimentale, e l'ala ex Caserta e Forlì Luigi Sergio, che ci ricordiamo qui perché con Forlì un paio di stagioni fa segnò il canestro della vittoria in un derby sentitissimo. 4 minuti 33 secondi dopo il time out richiesto da coach Ticchi. Chieti avanti per incrementare il punteggio. Eccolo Monaldi, prova a sporcargli il pallone Washington, mantiene il possesso della palla, il play di Aprilia. Un altro assist al bacio per Jacopo Vedovato. L'asse tra Monaldi e Vedovato sta facendo male. Sono 6 i punti del lungo ex Treviso. Molto bene, si sta confermando quello che era nelle aspettative, una squadra molto solida, molto ben allenata, con tante frecce al proprio arco, con tantissimo talento offensivo. Il raddoppio di marcatura su Maggioli punisce Imola, Monaldi questa volta sbaglia il tiro. Rimbalzo di Leonard Washington. Mentre si preparano i primi cambi di Imola saranno De Nicolao e Patrizio Prato, che questa sera vedremo al 100%. Altra tripla di Hassan, altro errore, rimbalzo conquistato, piombato nelle mani di Leonard Washington, fuori per Anderson, la colomba di Anderson, l'errore, prova il tap-in Maggioli, recupera ancora Anderson, questa volta ancora un errore, prova il tap-in, l'attivissimo Leonard Washington. 2 punti anche per il giocatore imolese con la maglia numero 2. Grande attitudine Imola a rimbalzo d'attacco. C'è stata un po' di confusione in attacco in questo momento. Chieti ha mollato un pochino nel taglia fuori. Imola è stata bravissima a recuperare 3 palloni di fila. Errore Lilov, per fortuna Chieti non ha la mano brillantissima da 3 punti questa sera, conto già un paio di errori. Ecco Maggioli lontano dal canestro, Gerardo Sabatini arresta il palleggio, un po' statico l'attacco Imola, si ferma anche Maggioli, 7 secondi per il tiro, inventerà Sabatini, va fino in fondo, perde palla, recupero di Armwood, siamo già dall'altra parte, Lilov va ad appoggiare, già 6 punti Lilov, 6 di Vedovato, i giocatori che maggiormente erano da marcare per Imola ed erano in odore di grande prova si stanno facendo vedere. 15 punti Chieti, 11 quelli di Imola. Bravissimi, bravissimi, hanno corso, appena c'è la possibilità si corre in contropiede, prendono il rimbalzo, via, stanno giocando un'ottima pallacanestro. Imola sta, diciamo, limitando i danni a questo punto, partita con un punteggio molto basso nonostante si stia comunque correndo tantissimo. Entrerà anche Amoni alla prima interruzione Imola, segno che Ticchi non è assolutamente contento di quanto visto in campo. Per fortuna sbaglia anche la squadra di Galli. Ecco qua allora, triplice cambio dei giocatori che già vi abbiamo annunciato in precedenza. Fuori i 2 americani per Imola, fuori anche Michele Maggioli. E allora evidentemente Ticchi vuole dare un forte scossone al suo quintetto. C'è stato un cambio anche per Chieti. È entrato un giocatore dall'esperienza ormai quindicinale come l'ala forte di Angera, provincia di Varese, al secolo Allegretti, che proprio con Cedro Galli nelle giovanili si è formato e ha debuttato in A1 a 18 anni nel 99-2000. Sì, lo ricordiamo anche a Ferrara, che ha fatto molto ma molto bene. Che cosa dire? Sicuramente stiamo concedendo, parlo dell'Andrea Costa, stiamo concedendo veramente tanto, sin troppo agli attacchi avversari.
non è facile, è una partita difficile, dobbiamo trovare fiducia. Onestamente ti dico questo, pensavo che Prato entrasse al posto di Hassan, invece ha dato fiducia ancora ad Hassan, probabilmente vuole che si metta in ritmo anche lui, ha sbagliato quei 3 tiri tutti dalla stessa mattonella, probabilmente se la sentiva, però diciamo che Imola deve iniziare a carburare, altrimenti si fa veramente dura questa partita. Una correzione rispetto a quanto annunciato in precedenza: non è uscito Maggioli, bensì Gerardo Sabatini, quindi il quintetto Imola in questo momento vede De Nicolao in cabina di regia, poi Prato e Hassan come esterni e sotto canestro Amoni assieme proprio a Michele Maggioli. Un cambio solamente invece per coach Galli. Ecco la rimessa, il pallone da De Nicolao a Maggioli, fuori per Amoni, ma difende molto bene la squadra di Galli. Altro errore per la squadra imolese dell'Andrea Costa, ferma a quota 11 da qualcosa più di un paio di minuti. 15-11, Armwood va dentro, il fallo subito in penetrazione proprio dal numero 33. Il cronometro nel frattempo scorre molto veloce, primo fallo di De Nicolao, 1 minuto al termine, per la precisione 58 secondi. Saranno 2 tiri liberi per Isaiah Zeke Armwood, abbiamo detto il centro di 206 cm, 25enne di Baltimore, che l'anno scorso abbiamo visto in A1 a Trento, dove però ha fatturato nemmeno 2 punti e nemmeno 2 rimbalzi. Molto difficile per lui adattarsi l'anno scorso a un gioco completamente nuovo e a vivere un ruolo di comprimario dopo essere stato un vero protagonista nelle squadre universitarie in cui ha militato, prima a Villanova 2 campionati e poi nella Università di George Washington, dove ha concluso la sua esperienza NCAA. Coppia di liberi a segno per Armwood. Nel frattempo l'ingresso in campo di Andrea Piazza, il play 1989 di Pordenone, solo omonimo di quel Alessandro Piazza visto a Imola qualche stagione or sono. Nel frattempo, con la doppietta di Armwood, Iesi arriva al +6 e Armwood dimostra di saper anche mettere i punti esclamativi in questa schiacciata. Imola non si sblocca con il quarto errore di Hassan dall'arco, ci prova anche Prato da 3 e si apre la scatola, ma Imola sta un po' abusando delle conclusioni del 6,75, non mostrando un vero e proprio gioco. 2 su 7 mi pare, con 0 su 4 da parte di Hassan. Ho visto prima un oggetto volante sul canestro dell'Andrea Costa. Che numero ha fatto questo ragazzo americano? Gran schiacciata, sicuramente da top 10 del girone est. Ultimo attacco sarà di Imola a questo punto, perché il fallo speso da Imola no, non è ancora in bonus. La squadra imolese è semplice rimessa a lato per la Proger. 11 secondi, quasi 12 al primo intervallo. Chieti affronta l'ultima azione con 5 punti di vantaggio, forte del 19-14. Andrea Piazza prova a buttarsi dentro il mismatch che riesce a eludere molto bene, poi Leonard Washington riesce a spazzare 2 volte il pallone correttamente dall'anello. Bell'intervento difensivo da parte di questo giocatore che già nelle prime uscite ha dimostrato di essere un importante saltatore. Il canestro cancellato a Piazza in questa occasione vale assolutamente 2 punti segnati. Sembrava di sì, sembrava al di sopra dell'anello, che c'è stata un'interferenza da parte di Washington. Buon per Imola, buon per l'Andrea Costa. Sicuramente è positivo vedere un Washington, ce lo ricordiamo tutti, le prime amichevoli, i primi allenamenti, che era veramente sulle gambe, con la lingua fuori dopo un campo. Oggi invece corre, salta, è sicuramente un giocatore molto interessante. Un'occhiata alle cifre con Imola che tira con 5 su 14 dal campo, 4 su 9 da 2 punti, 1 su 5 da 3, mentre invece la squadra di Chieti tira con 7 su 12 dal campo, con un numero di rimbalzi che premia la squadra ospite per 7-5. Anzi, Imola avanti 8-7, questi i primi dati
sciorinati dalle statistiche live, dicevamo del computo in parità in classifica per quanto riguarda le due squadre Imola e Chieti nelle prime 3 uscite, con Imola capace di vincere a Recanati e in casa nel derby contro la Fortitudo e di perdere quelle di Trieste. 2 vittorie casalinghe invece per la squadra di Chieti con Iesi e con Ferrara, e la sconfitta di misura in quel di Treviglio, segno che la partenza della squadra che l'anno scorso è arrivata 7ª in graduatoria nel campionato di Silver è stata veramente convincente. Un'occhiata anche alle prestazioni dei singoli quando ci apprestiamo a vivere l'inizio del secondo quarto. Imola ne ha 4 da Maggioli, 3 a testa da Prato e da Sabattini, 2 per Washington e Anderson dall'altra parte, 6 di Lilo Vedovato, 4 di Armwood e 3 da parte di Diego Monaldi. Quintetto di Imola con De Nicolao, Hassan, Prato, Amoni e Washington. Per gli ospiti invece ci sono Armwood assieme a Piazza, Andrea Sipala, Luigi Sergio e con il numero 14 Matteo Piccoli. Dunque forte uso della panchina da parte di coach Galli, che decide di spedire in campo la giovanissima ala di Bollate Andrea Sipala, giocatore che l'anno scorso militava in Serie C a Bolzano, dunque per lui un salto importante. In campo anche Matteo Piccoli, visto l'anno scorso in DNB con la squadra della Roburt et Fides Varese vincere la classifica delle palle rubate, giocatore che si è aggiudicato anche il campionato italiano di 1 contro 1, dunque forte attitudine per lui a sfidare il proprio dirimpettaio. Partiti. La rimessa è di Imola e non invece di Chieti come sembrava in un primo momento. Lontano dalla palla nel pitturato, subito un fallo speso da Piccoli a cercare di interrompere l'incedere di Patrizio Prato. In questo momento, Alessandro, l'esperienza per quel che riguarda i quintetti in campo sembra giocare a favore di Imola. Sicuro, sicuro. Imola ha sicuramente più anni da parte sua di gioco, di campo, tra Amoni, Prato, l'unico giovane è praticamente solamente De Nicolao. Prato che mi pare l'unico ad avere un po' di mira da fuori dell'Andrea Costa sino ad ora. Avete visto anche adesso, dopo una rimessa, la zona da parte di Chieti. In settimana ha provato tantissimo contro la zona coach Ticchi durante gli allenamenti. Piccoli mette la tripla, il numero 14, anche lui giovanissimo, classe 1995. Ci sono 3 o 4 ventenni per Chieti che stanno facendo sfracelli in questo inizio di campionato. Bel taglio di Amoni, perfettamente servito da Deontay Washington. L'attacco di Imola finalmente continua a girare. 19 per la squadra di casa, 22 per gli ospiti. Piazza va a servire Luigi Sergio, poi troppa libertà concessa ad Andrea Piazza, l'errore, salta altissimo Armwood, l'ultimo tocco è di Patrizio Prato che ha avuto un precampionato travagliato con vari infortuni. Questa sera sembra essere tornato al meglio, sarà lui l'addizione importante per un Imola che questa sera per la prima volta può contare veramente su 10 giocatori, 10 perfettamente in forma. Sì, qualche acciacco fisico durante il precampionato. È un ragazzo molto intelligente, quindi non è al 100%. Coach Ticchi l'ha detto, contro la Fortitudo era un po' una guerriglia, era una battaglia, quindi non l'ha voluto lasciare in campo tanto, anche perché era molto indietro di condizione. Però serve come l'Andrea Costa, e si è visto non solo con le 2 triple ma anche con una serie di recuperi difensivi, con una palla sporcata, ma anche solo con le singole parole che può dire ai compagni durante le azioni. Imola di là dopo il fallo subito da Washington, che ha una grandissima mobilità. Deontay Washington è un giocatore che
mi piace tantissimo perché è veramente utile in tutte le fasi del campo, in difesa e in attacco, e ha una mobilità incredibile, alla faccia di chi parlava di qualche problematica nello spostamento palesata a inizio stagione. No, sicuramente Chieti ha dormito un pochino su, o almeno non si sono parlati in difesa, su un blocco cieco dell'Andrea Costa. Bravissimo Washington, comunque ha fatto una corsa incredibile sotto canestro, e nel frattempo l'Andrea Costa in striscia ancora con Patrizio Prato. È tornato il gaucho, bene per l'Andrea Costa, e tutto il pubblico di nuovo si fa sentire di fede Andrea Costa. Ehi, abbiamo ritrovato un grande tiratore da 3 punti, Patrizio Prato, 3 tentativi da 3 punti e 3 triple per il giocatore che l'anno scorso fatturava 12 punti a partita in 30 minuti, lui che nel 2003 ha vinto la medaglia d'argento ai campionati americani in Porto Rico e ai sudamericani in Uruguay. Alessandro. Ci siamo, ho visto un Washington durante il time out che sta facendo degli esercizi, sicuramente deve avere un'adrenalina in corpo allucinante, era un po' che non giocava davanti a questi palcoscenici, parlavano di un caratterino niente male, però sinodora ad Imola è venuto qui, era molto indietro in condizione, ha preso probabilmente anche gli urli da parte dell'allenatore che comunque gli ha dato una gran fiducia, ha lavorato sodo e adesso sta ripagando un pochino la fiducia. Ovvio, deve comunque capire il sistema di Coach Ticchi, e quello non è facile per nessuno, però ha tutto il tempo che vuole. A Imola sicuramente ha tempo per crescere e per far vedere tantissimo. Parziale di 10-3 in questo avvio di secondo quarto, 7-38, Imola ha segnato 10 punti in 2 minuti e mezzo, quando nei primi 10 minuti di gioco ne aveva segnati 14. Tra l'altro Imola si porta per la prima volta in vantaggio sul 24-22 e ora sarà importante mantenere questa dote. Attacco Chieti con Piazza che dà autorità, serve Ivan Lilov che prova a buttarsi dentro con il movimento a ricciolo, subisce il fallo da parte di Patrizio Prato, primo per il gaucho. Come sempre in questi casi il cronometro riparte da 14 secondi. Vuole liberarsi Armwood, servito, ma arriva al tocco di Amoni, quanto mai importante in difesa il giocatore ex Ravenna. Quintetto imolese con De Nicolao, Amoni, Maggioli rientrati in campo assieme ad Anderson e Prato. Ticchi ancora con la giacca, Galli invece con la camicia, ormai fuori dai pantaloni. I due si conoscono molto bene per avere lavorato entrambi a Rimini. Fallo nel frattempo di Anderson, Imola spreca qualche fallo di troppo in questo avvio di secondo quarto. Amoni su Armwood, De Nicolao invece segue come un'ombra Andrea Piazza che arresta il palleggio, serve Matteo Piccoli che prova il tiro, la grande difesa con recupero da parte di Carvel Anderson. De Nicolao è già dall'altra parte, si butta dentro dopo la finta e poi il fallo subito da Andrea Piazza. Importante questo recupero di Anderson, mi è piaciuto anche l'atteggiamento da parte di De Nicolao che ha puntato deciso l'uomo in questo coast to coast, racimolando il fallo del numero 6 avversario, il nativo di Pordenone, l'anno scorso in Serie B a Udine, dove segnava 7 punti a partita con 4 rimbalzi e 3 assist. Sì, c'è stata la zampata di Carvel Anderson che ha recuperato un pallone sanguinosissimo dopo una serie di minuti in campo dove non è stato coinvolto dai compagni. Ha fatto anche un po' di panchina che sicuramente gli servirà per il proseguo del match. Bravo anche De Nicolao che dopo i 2 falli in 2 minuti nel primo quarto ha mostrato personalità, si è buttato dentro, ha sentito un po', diciamo, l'odore del sangue, anche perché Chieti è in rottura abbastanza prolungata. La grande difesa Imola si perpetua, anche se ora ancora una volta il bel gioco per servire Vedovato che sbaglia forse il primo tiro del suo personalissimo incontro, prova il 4-su-4 Prato, chiede troppo.
Ultimo tocco Chieti, rimessa Imola. Grazie anche a Luca Monduzzi che ha impedito che il pallone intervenisse in faccia al sottoscritto. Sì, ultimo tocco di Luca Monduzzi. 17 secondi per il tiro Imola, 6,37 sul cronometro all'intervallo lungo. Imola avanti di 4, 26-22 dopo aver cominciato il secondo quarto sotto di 5. Fuori Armwood, rientra in campo Sergio. Si riparte davanti alla nostra postazione, la rimessa è della Guardia di Buenos Aires, è seguito De Nicolao, ancora Prato, si manovra per linee esterne, Amoni sull'arco dei 3,75, l'azione la comincia Patrizio Prato. Quante volte abbiamo visto Michele Maggiori buttarla dentro da quella posizione, con quello stile, esattamente come questa volta. Sesto del giocatore che ha passato 10 stagioni a Iesi. Il suo tiro è molto morbido, se sta bene con le gambe contro una difesa piuttosto aperta come quella di Chieti, come quella abruzzese, sicuramente lui ci va a nozze, anche perché ha il braccio molto più alto del suo avversario, quindi riesce sicuramente a mirare in maniera molto più semplice. Altra bella iniziativa di Andrea Piazza che tiene molto bene il campo, lui che è di fatto l'erede di Matteo Palermo, giocatore di cui è molto simile e che l'anno scorso fece molto bene proprio in terra teatina. Bel rimbalzo conquistato da Imola, si va con Anderson, la tripla con la mano in faccia. Sfortunato Carvel che ancora questa sera si deve mettere pienamente a pieni giri di motore. Andrea Piazza prende la linea di fondo, raddoppiato, il fallo su di lui di De Nicolao. È il terzo fallo, mi segnala Alessandro Salvini, vediamo un po'. No, il fallo è di Maggioli, allora è il suo primo fallo. Meglio così per Imola, anche se in maniera precauzionale. Ticchi rispedisce in campo Gerardo Sabatini. Che dire, bel giocatore questo Andrea Piazza, classe 95, non ha fino a questo momento patito il salto di categoria. Nel frattempo però in campo c'è ancora Monaldi. Giù il cappello anche al suo allenatore che gli concede veramente così tanti minuti, però ovvio che il titolare è Monaldi e sicuramente gli servirà più fresco nel secondo tempo, e quindi ha fatto bene a dare tanti minuti sia a Vedovato che a Piazza, che sono 2,95. Proprio Vedovato ha sfruttato bene il mismatch favorevole nel pitturato contro Carvel Anderson, che si macchia della sua seconda penalità. Abbiamo detto di Vedovato, nativo di Campodarsego, provincia di Padova, nazionale italiano under 20. L'anno scorso a Treviso appena 11 minuti in campo, in una squadra che comunque aveva ben altre priorità e obiettivi rispetto a quella di Chieti, che sicuramente lo può schierare per molti più minuti. Altra tripla presa dai giocatori ospiti, a segno Lilov, nono punto per lui, conferma Lilov quanto di buono detto in vigilia. Chieti che ritorna ad andare a segno, 28-27, permane però il vantaggio imolese. Prende un'altra tripla Prato, l'errore, rimbalzo in tutta solitudine di Amoni, che è sfortunatissimo nel suo tap-in volante. Imola spreca qualche possibilità di troppo affrettando i tiri. Chieti con la palla del possibile vantaggio, sbaglia Piazza. Ben per Imola, rimbalzo di Gerardo Sabatini. Con calma Prato, rallenti i ritmi. Anderson dall'altra parte vuole il pallone sotto Amoni, servito. Arco dorsale ma raddoppio di marcatura. Amoni pesta la linea di fondo e perde palla. Nel momento in cui parlavamo di una bella confidenza di Imola con il canestro, la squadra di casa si è bloccata, Alessandro, perché siamo fermi a quota 28 punti da un po' di minuti. Beh, è cambiato anche l'atteggiamento degli avversari. Sicuramente non potevano continuare a concedere così tanto in taglie fuori. Imola muoveva la palla sin troppo bene e trovava sempre il prato della situazione libero. Ti volevo segnalare l'ottimo recupero anche di De Nicolao, che poi è dovuto uscire, ha fatto tante belle cose. Attenzione a Sergio che questo tiro ce l'ha. Chieti sbaglia molto da tre e questa è una bella cosa per Imola, anche se molti tiri sono ben presi a onor del vero. Scelte tutto sommato
azzeccate per la squadra di Chieti, ci stiamo un po' dimenticando di Michele Maggioli. Sì, la palla non gli è più arrivata, lui sta litigando con Vedovato sotto le planche, sicuramente fa fatica a muoversi, ma anche gli esterni se lo sono un po' dimenticato. C'è Anderson che sta facendo di tutto per entrare in partita e per provare a mettere anche il suo zampino in questo match, ma fa molta fatica soprattutto contro la zona dopo le rimesse. Anche perché Carvel è un giocatore di striscia che si deve in qualche modo sbloccare. Brutto passaggio per Hassan. Anderson è un giocatore che si deve mettere in partita trovando le conclusioni che gli sono sue. La marcatura però ordinata da Galli in questo frangente è stata esemplare, perché ogni volta che guadagna il primo passo sull'avversario ne trova subito un'altra a sbarrargli la strada. Imola nonostante tutto però mantiene un esiguo punto di vantaggio, 28-27. Bravo a cambiare le difese anche durante la stessa azione la squadra di Galli, così come devono essere bravi i compagni di squadra di Carvel Anderson a metterlo in partita, a dargli la possibilità di esprimersi al meglio, perché poi la pallacanestro è uno sport di squadra, tutti devono mettere il proprio mattoncino, così come ha fatto lo stesso Anderson adesso, raddoppiato in difesa, ha visto con la coda dell'occhio Hassan, gli ha dato fiducia e Hassan ha risposto con una bella tripla. Hassan è l'ottavo giocatore imolese a andare a segno, si è fatto un po' aspettare Norman sbagliando 3 o 4 triple prima di mettere questa liberissima dalla sua mattonella. Imola 31, Chieti 29 dopo il bel cesto di Vedovato. Maggioli dalla sua postazione, questa volta sbaglia Michele che però deve provarci soprattutto quando è libero a pochi metri dal canestro. 2:20 dalla fine di una partita molto veloce e direi tutto sommato apprezzabile. Questa volta Vedovato nella tonnara del pitturato va a commettere infrazione di passi. Monaldi, Piccoli, Lilov, Vedovato e Sergio per gli ospiti. Anderson, Washington, Hassan, Sabatini e Amoni per la squadra di Ticchi che segue accovacciato nell'angolo la partita. Washington, bel giro, bell'arco, oh mamma mia, tutto molto bello Leonard Washington. Ma già prima aveva fatto un salto incredibile per un rimbalzo che sembrava anche si fosse fatto male a una caviglia. Adesso ha fatto un numero assolutamente clamoroso, Peccato che poi l'Andrea Costa sta provando a disfare il tutto con una difesa alquanto rivedibile. Buon per Chieti che ci sono queste autostrade e la partita è ancora in perfetto equilibrio. Monaldi specula sulle disavventure difensive di Imola. Monaldi mette il layup del -2. Il giocatore di Aprilia, oro europeo under 20 a Tallinn nella finale vinta contro la Francia con la nazionale italiana 2 stagioni fa. Protagonista l'anno scorso in Silver, giocatore che ha militato crescendo ad Aprilia per poi passare alla Virtus Roma, poi ha completato la trafila nelle giovanili nel prestigioso vivaio di Siena allenato da coach Griccioli, poi Firenze, Casale Monferrato, Bari prima dell'arrivo a Chieti. Tutto questo per un giocatore che ha appena 22 anni e che ha portato a -1 i suoi colori. Sabatini, che in questa partita ancora non è assolutamente entrato, perde palla sbagliando un comodo passaggio nelle mani di Norman Hassan. No, ma avete visto anche la difesa assolutamente che toglie qualsiasi penetrazione all'Andrea Costa, c'è sempre il raddoppio pronto. Imola deve muovere meglio questo pallone oltre che poi difendere, perché anche in questo caso è stato bravissimo Monaldi, ci alziamo in piedi ad applaudirlo, però la difesa l'ha lasciato fare assolutamente. In questo caso ci vuole anche un po' più di cattiveria, che non vuol dire fare fallo, ma fargli capire che è difficile l'azione, magari l'azione successiva è difficile riuscire a penetrare e a fare canestro. Prova a farsi perdonare Gerardo Sabatini. Beh, insomma,
Questo è un giocatore con gli attributi, perché dopo aver subito tutto in difesa da Monaldi nelle ultime 2 o 3 azioni ha avuto gli attributi di andare a segnare una tripla con la mano in faccia. Rimaniamo in cronaca perché siamo a 29 secondi dalla fine della partita. Anderson si arresta e tira da 3. Carvel Anderson continua la striscia aperta da Gerardo Sabatini. Imola trova il massimo vantaggio proprio quando Chieti aveva rimesso la freccia. 39 Andrea Costa, 34 Proger Chieti. Quando Imola ritorna sotto arriva la doppietta dai 6,75 dai 2 giocatori che forse stavano maggiormente soffrendo in questa fase della partita. È una partita bellissima, se me lo concedi, si sta procedendo un pochino a scatti, però ci sono tante mosse e contromosse. Da una parte una gran difesa da parte di Chieti in alcuni frangenti, dall'altro il talento offensivo dei vari Prato, in questo caso di Anderson, ma anche le piccole cose che si vedono davanti, che sia un blocco, che sia un aiuto, che sia una palla sporcata. Lo stesso Anderson nell'azione precedente che ha recuperato il pallone è stato, diciamo, steso da un avversario, si è rialzato senza protestare con gli arbitri ed è andato a mettere una tripla ignorante, diciamola, perché se sbagliava tutto il palazzetto probabilmente ce l'aveva contro di lui. È questo, siamo questi, siamo con molto talento sicuramente. È ovvio che bisogna provare a ragionare anche, abbiamo messo 2 triple prima con Sabatini e poi con Anderson, però dobbiamo provare anche ad andare sotto e a subire qualche fallo. La partita di Anderson è fatta di appena 5 punti con 2 su 6 al tiro, ma aggiungiamoci 2 rimbalzi, 2 assist, 2 palle recuperate e nessuna palla persa. Dunque, insomma, può fare molto meglio rispetto a quanto visto fino a questo momento in attacco, ma il suo direi che quantomeno a 360 gradi l'abbia fatto. Ultimo attacco di Chieti che rischia di pasticciare, lo fa, Imola ha la palla addirittura del +7 e del +8, Norman Hassan va dall'altra parte, guarda che c'è Preti libero, si va invece da Amoni che prova a inventare! Francesco Amoni spedisce Imola al massimo vantaggio sul 41-34 quando l'ultimo minuto Imola l'ha aperto sotto di 1. Giù il cappello di fronte all'Imola di questa sera. Bellissimo il pressing dell'Andrea Costa, in questo caso si era vista anche in precedenza in alcune azioni ma non era andato benissimo. Imola ha pressato sin dalla 3/4 di campo, ha recuperato un pallone perché Chieti probabilmente non era molto concentrato in questo caso. Bella anche l'azione in attacco con Amoni che si dimostra ancora di più l'uomo degli ultimi secondi. Finisce 27-15 questo secondo quarto su tutti i 9 punti di Prato, ma Imola è andata a segno con ben 8 giocatori di cui nessuno in doppia cifra. Dall'altra parte sugli scudi Lilov, Vedovato e Monaldi. 41-34 finisce il primo tempo. Da Fabrizio Turrini, Alessandro Salvini e Luca Monduzzi l'appuntamento fra qualche istante per la ripresa. In campo per la ripresa Andrea Costa Imola contro Proger Chieti. Prima di partire un'occhiata alle statistiche, Imola che tira con il 50% totale contro il 48% di Chieti. Imola molto più precisa da 3, 7 su 15 rispetto agli ospiti, 3 su 10. Andrea Costa vanta i rimbalzi 17-14, sostanziale equilibrio nelle palle perse e nelle palle recuperate. Imola meglio con gli assist, 13 di squadra. Intanto abbiamo ricominciato con la palla recuperata da Gerardo Sabatini che è andata a subire il fallo in tentativo di sottomano. Un dato importante: 6 punti ma 6 rimbalzi e 5 assist da parte di Leonard Washington. Sui 2 tiri liberi di Imola un commento anche da parte di Luca Monduzzi. Cosa ci possiamo aspettare da questo secondo tempo? Chiaramente la partita non può ancora dirsi, non possiamo dire che è fatta per Imola. Chiaramente Imola ha vissuto su quella fiammata nell'ultimo minuto, quei 7 punti arrivati dalle 2 triple, il cesto di Amoni nel finale, quello ha ridato un po' vigore a un Imola che tutto sommato non ha giocato benissimo nel primo tempo.
alcuni elementi, diciamo Hassan su tutti, anche Anderson possono ancora dare tanto. Sicuramente tanto Imola è partita bene, l'impatto di Washington all'inizio è stato buono e anche Maggioli può essere servito con più continuità, quindi insomma diciamo ci sono molti spunti su cui lavorare in questo secondo tempo. E uno spunto su cui lavorare è la difesa su Vedovato, che ha segnato 5 canestri praticamente identici a stretto contatto con il canestro, 42-36, allenatori che hanno rimesso in campo gli stessi 10, 5 da una parte e 5 dall'altra, che hanno aperto la partita. Errore di Norman Hassan, che da 3 è quello di Imola che più delude, 1 su 6 fino a questo momento. Ricezione di Vedovato con i piedi a cavallo della linea centrale del campo, non è infrazione di campo, dice l'arbitro Galasso, sotto la nostra postazione e sotto il canestro imolese. Monaldi fa ammattire Anderson, che è costretto a spendere un fallo su di lui. Terzo fallo di Carvel Anderson, un'occhiata anche alla situazione dei personali. È il primo giocatore in assoluto dell'incontro a aggravarsi di 3 penalità. 8 minuti e 46 secondi. Chieti, che lo ricordiamo, era andata avanti anche di 8 al 9° minuto del primo tempo, del primo quarto, sul 19-11. Imola che ha trovato il massimo vantaggio proprio sul gong, sulla sirena del secondo quarto, su quel 41-34. Ora i punti di vantaggio della squadra di casa sono 6, 42-36, ma Imola si deve difendere da questo attacco. Tiro in sospensione molto morbido per Luigi Sergio, che segna adesso i primi 2 dell'incontro. Attenzione a questo giocatore che, lo ricordiamo, ha fatto molto male a Imola 2 stagioni fa quando vestiva la maglia di Forlì. A Forlì ha fatto molto bene quella stagione. Qui presso di noi con quei, se non ricordo male, 9 punti negli ultimi 2 minuti, è stato assolutamente positivo. In questo caso vorrei solo segnalare una cosa: Anderson al terzo fallo era sicuro di uscire, è andato verso la panchina, l'allenatore non lo guardava neanche e guardava l'azione, quindi gli ha dato piena fiducia e adesso Anderson è andato in attacco e ha fatto un bel canestro. Washington ancora una volta un totem sotto le planche, poi in precario equilibrio la palla persa di Gerardo Sabattini, passaggio non felicissimo da parte di Washington, che comunque si dimostra un vero e proprio centro di posizione, già 7 rimbalzi per lui. 44-38, riceve Monaldi, scambia con Lilov, marcato da Sabattini. Lilov però trova lo spazio per la tripla, pallone che gira sul ferro ed esce in maniera beffarda, ben per Imola. Dall'altra parte Carvel Anderson chiama schema testa, il pallone nell'angolo molto buono per Norman Hassan, che comunque ci deve provare, perché quelle 2 o 3 triple a partita le deve fatturare senza ombra di dubbio. 47-38, Imola trova il massimo vantaggio sul +9. Monaldi e Vedovato, brutto pallone per Armwood, che prende l'iniziativa personale, segna un canestro che non ho capito se sia valido o no. Sì, valido il canestro di Armwood, che ha fatto una cosa assolutamente fuori dagli schemi. È appena il 6° punto per il giocatore ex Trento, che insomma ha inventato in questa occasione, ma ancora una volta Imola un po' disattenta su queste penetrazioni dei singoli. È stato bravo, è riuscito a non fare passi, infrazione di passi, in equilibrio assolutamente precario. Adesso probabilmente ci stava un fallo anche su Washington, però diciamo che Imola comunque deve mettere più agonismo, più cattiveria. Era molto sulle gambe anche in questo ingresso in area da parte di Armwood. 7 minuti alla terza sirena. Anderson finta da tripla, si va per linee esterne su questa zona ordinata da Galli. Attenzione, perché Norman Hassan mi sembra che si sia messo in partita. Non mi sembra una gran mossa quella di battezzarlo in continuazione. Ha fatto sorridere in conferenza stampa contro la Fortitudo coach Bonnicciolli, che non conosceva, ha detto candidamente di non conoscere Norman Hassan, ed è rimasto impressionato dalla sua facilità di canestro. E io sono impressionato da questo canestro di Gerardo Sabattini,
una semplicità di realizzazione e una fiducia nei propri mezzi che per il giocatore classe 1994 sono una vera e propria riscoperta dopo la grande stagione in quel di Treviglio. 7 punti in 23 minuti, giocatore che ha trascinato ai playoff la squadra di Treviglio l'anno scorso, giocatore formatosi poi nella Fortitudo in Serie B 2 stagioni or sono. Non era partito bene in questa partita e poi ha dimostrato con quella tripla nell'ultimo minuto del secondo quarto e con questa penetrazione di essere giocatore che può accendersi in qualunque momento. Imola tocca il più 12, 52-40, segnando 11 punti in questi primi 3 minuti e 36 secondi di terzo quarto. Parlavi di Sabatini, è un ragazzo ancora molto giovane, sin da piccolo, sin da giovane ha iniziato a giocare comunque con continuità. Ha, come si suol dire, la faccia giusta, la faccia tosta. Ovvio che a volte può andare oltre le righe, può forzare, però è giovane, quindi è meglio comunque che forzi in una squadra come questa, dove il coach gli dà la possibilità, che magari alla prima azione sbagliata venga messo in panchina e non fatto più giocare. Due parole, Alessandro, sul mancato ingresso in campo in questi momenti importanti per Cedrogalli di Marco Allegretti. Mi dicevi durante l'intervallo che l'avevi visto toccarsi, evidentemente il giocatore risente di qualche infortunio, di qualche riacutizzarsi di acciacchi. Ho visto che non ha fatto riscaldamento, ha giocato veramente poco nel primo tempo, solamente 2 minuti mi pare, poco più di 2 minuti. Non vorrei che abbia magari riacutizzato un dolore che aveva già precedentemente da qualche parte, perché l'ho visto seduto immediatamente mentre i compagni facevano la ruota. D'altra parte in condizioni di perfetta salute, questo è un giocatore che indubbiamente potrebbe far comodo a Galli. Applausi per questo assist di Anderson per Washington, i due americani di Imola cominciano a intendersi alla perfezione. Applausi anche perché Anderson, non in serata di grazia dal punto di vista realizzativo, si spende per i compagni. Nel frattempo c'è un cambio di marcatura con Washington a occuparsi di Andrea Piazza, si va con il tiro impiccato di Sergio, ne esce un obbrobrio. Imola con 12 punti di vantaggio a metà del terzo quarto, la palla addirittura del più 15. Attenzione ad Anderson, giocatore che è in striscia, trova il fallo in difesa da parte di Luigi Sergio. 5-4-4-2 a 5-14, Imola con il pallino del gioco in mano. Bella anche la personalità da parte di Carvel, che ha 3 falli, ha fatto su un mismatch 2 ottime difese con Luigi Sergio, che è molto più alto di lui, gli ha schermato il tiro, è andato, ha rischiato di fare sfondamento, ma è stato molto bravo perché ha penetrato e ha mosso la difesa, ha visto la reazione della difesa. In questo caso stanno provando anche, diciamo, a battibeccare contro di lui, ma comunque è un giocatore magari questa sera non precisissimo al tiro, ma che ha fatto un paio di situazioni, un paio di assist molto importanti. Diciamo anche, Alessandro, che se volevamo una risposta da parte di Imola a quanto di brutto visto a Trieste, intanto applauso per Calver Anderson che prende la via dalla panchina per rifiatare un attimo, dicevamo quel meno 34 di Trieste fino a questo momento è stato ampiamente cancellato. A Trieste non sono andati neanche in trasferta, ragazzi, sono entrati che erano veramente molto scarichi dopo l'euforia anche, diciamolo, del match contro la Fortitudo. 29, pronti via, 29-9, zero reazione, tanti problemi difensivi. Qua stasera il mental coach seduto qua vicino a noi deve aver lavorato molto bene in questa settimana. Prato rientra in campo in tempo utile per sbagliare la sua conclusione pesante, lui che aveva aperto la scatola con triple su 3. Lilov appoggia di mano mancina il meno 10 Chieti. Attenzione però, non adagiamoci sugli allori come spesso diciamo in queste circostanze, perché il bottino di Imola a 15 minuti dalla fine dell'incontro è tutt'altro che rassicurante. Si muove Washington in prossimità del canestro, il pallone sparato all'indirizzo di Maggioli viene intercettato dalla difesa, però che differenza c'è tra la difficoltà che ha Imola sotto canestro e quella invece che non trova Chieti
spesso e volentieri nel trovare le conclusioni proprio a stretto contatto con l'anello. È proprio la cattiveria e l'agonismo di cui parlavamo prima. In questo caso Washington, che era in aiuto, non ha neanche abbassato le braccia, non ha neanche provato a fare fallo per schermare, magari per fargli, diciamo, non paura, però per fargli capire che di dietro bisogna sudarselo il canestro. Poi parlavamo di come Chieti tirasse da 3 col 40%, questa sera Imola sta tirando almeno col 50% dall'arco, con Hassan che fa veramente quello che vuole. Dopo un inizio balbettante, 4 triple finora per Anderson, mi segnalavi, sì, 10 su 20 dall'arco per Imola, che tira quasi meglio da 3 che da 2. Applausi anche per Gerardo Sabatini, che viene catechizzato da Ticchi, che gli fa comunque i complimenti. 5-7-4-4, vantaggio di Imola che tocca le 13 lunghezze. Chieti con Lilov che vuole fortissimamente Sergio, infrazione di passi di Ivan Lilov, abbiamo detto giocatore che l'anno scorso giocava in patria in seconda lega con il Balkan Botevgrad, giocatore che gioca e difende duro, gran passatore, buone mani. Lui che ha vinto praticamente tutto in Bulgaria con la sua squadra, in cui ha giocato in 4 riprese inframmezzate da avventure non sempre felicissime con squadre minori turche, macedoni e rumene. Atleta che però ha impressionato, come dicevamo in precampionato, in quel di Reggio Emilia. Intanto Piazza si macchia della sua seconda penalità, 3,45 dice il cronometro, che scorre molto veloce ed è un bene per Imola, che ha 13 punti di vantaggio sul 57-44. La rimessa, comprato a servire Francesco De Nicolao, che riceve il pallone, l'assist tentato per Amoni che prende 1 o 2 smazzolate. Gli arbitri non fischiano, lo fanno in questa circostanza, almeno 2 o 3 smazzolate sul povero Francesco Amoni, che alla fine si è visto fischiare un fallo. Ride Ticchi nei nostri riguardi. Ho contato almeno 4 mannaiate sotto le planche. Permettetemi la parola, queste mannaiate le devi fischiare prima, perché comunque possono far male, anche possono creare confusione all'interno del campo e comunque problemi anche tra i giocatori. A quanto pare è Chieti adesso che vuole mettere più agonismo per rompere un pochino il giochino dell'Andrea Costa in attacco, diciamo. Imola è riuscita fino a questo momento a tamponare la buona intesa di gioco di Monaldi, mentre nel frattempo un altro giocatore imolese, dopo Anderson, dopo Maggioli e dopo Sabatini, va in panchina prendendosi gli applausi convinti del pubblico. È Norman Hassan, lo credo bene, ha segnato 3 triple in questi primi 6 minuti e mezzo del terzo quarto. Sì, Norman si è dato tantissimo da fare. Davanti spesso e volentieri si è trovato anche libero. Un tiratore come lui non può esimersi, non può rinunciare a tirare se è libero, se ti battezza la difesa. È stato bravo, è riuscito a buttare dentro anche un po' di ottimi canestri che ha portato avanti l'Andrea Costa. Interferenza magistrale di Washington sotto il proprio anello. Prato vuole esagerare, pallone proprio per Leonard, che fa di tutto per mantenere questo pallone in campo. Applausi comunque da parte di tutto il Pallaruggi, non abbiamo detto, ma la cornice di pubblico è assolutamente interessante in questa seconda uscita interna. Interessante perché la squadra è reduce da un meno 34. È vero che negli occhi dei tifosi c'è anche quanto di bello fatto nel derby contro la Fortitudo Bologna, ma non era scontato che questa sera vedessimo un Pallaruggi ampiamente con un buon pubblico. Si è riempito solamente alla palla 2, perché fino a 5 minuti dall'inizio di questa partita il pubblico era piuttosto scarso, possiamo dirlo tranquillamente. Fa piacere vedere questo entusiasmo da parte del pubblico che si sta scaldando anche su queste azioni. Prato, che ormai conosce bene la piazza, ha provato anche una bella azione che sul più 15 si può anche provare, si può anche tentare, diciamo. In parità probabilmente non si sarebbe concesso questa leggerezza. E parlando del diverso atteggiamento che Imola ha avuto in questo approccio alla partita, Luca, tu hai intervistato in corso della settimana il mental coach di Imola, Massimo Brusco,
che indubbiamente ha avuto la propria importanza questa sera durante la settimana nel cambiare la mentalità dei giocatori. Cosa ti ha detto in settimana? Beh, sicuramente è una cosa, sì, diciamo, per spiegare brevemente il lavoro, così diciamo due cose sul mental coach. Come ha spiegato lo stesso Brusco, non è uno psicologo, non è uno stregone come magari può pensare qualcuno, semplicemente è una mano, è un aiuto in più che dà allo staff tecnico, a Ticchi in particolare, con cui c'è un rapporto di amicizia molto di lunga data tra Brusco e Ticchi, e fornisce consigli e aiuti su come migliorare dal punto di vista motivazionale la squadra. Diciamo che è importante anche l'approccio motivazionale alle partite, e su quello magari Imola ha mostrato di essere partita bene nelle prime due partite, magari aver fatto qualcosa un po' più negativa con Trieste. Ecco, sicuramente il lavoro su cui si è basato il lavoro di Brusco, ma anche sicuramente di tutto lo staff tecnico, è stato quello di saper tirar fuori il massimo e gli spunti positivi da quella che è stata comunque una delle peggiori sconfitte dell'Andrea Costa, il meno 34 di Trieste. In questo senso mi piace anche citare le parole che hanno detto anche Ticchi e anche De Nicolao in settimana. Hanno sottolineato come da una sconfitta di questo tipo, di tale portata, forse può essere più importante rispetto a tante piccole sconfitte di pochi punti. Una sconfitta di questo tipo ti permette di guardare soprattutto a quello, non stare a pensare alle recriminazioni o a piccoli errori, ma guardare nella sostanza a cosa si può fare per migliorare. In questo senso diciamo che in questo momento Imola, adesso al di là della tripla di Lilov in questo momento, ma diciamo il più 12, il più 14 raggiunto in questo terzo quarto, ha dimostrato come Imola abbia saputo tirare il massimo, uscire dagli spogliatoi in maniera decisa, e questo non è una cosa scontata, e continuare l'inerzia che aveva intrapreso alla fine del secondo quarto. Allora, nel frattempo, oltre alla tripla di Piccoli, è successa un'azione un po' particolare, perché c'è stato un fallo di Prato sul tentativo di taglio di Sergio, poi è arrivata una tripla da parte della squadra di Chieti, che in un primo momento mi sembrava essere data buona, e infatti così è. Tripla valida da parte di Chieti e 2 tiri liberi per Sergio. La risultante di tutto questo è che Chieti ha messo insieme un 8-0 di parziale. L'Andrea Costa ha tenuto la palla molto ferma nelle ultime azioni, ha aspettato gli ultimi secondi prima di andare a tirare. C'è tanto agonismo in campo adesso, tanta aggressività. Quest'ultima azione, secondo me, a mio avviso, ci poteva stare solamente il tiro da 3 punti, poteva stare anche il fallo in attacco, detto proprio chiaramente sul blocco in movimento. Imola deve stare concentrata, deve rimanere lì, non deve pensare agli avversari che magari mettono in bagarre la partita, deve assolutamente stare concentrata e continuare a giocare. Sicuramente singolare quanto visto in campo, perché Imola aveva il 59-44 più 15 di vantaggio in un amen, bomba di Piccoli, bomba di Lilov e 2 tiri liberi di Sergio, in un'azione non proprio chiarissima, perché a mio modo di vedere o dai il canestro valido e non segni il fallo, oppure segni il fallo dai non canestro valido. Mi sembrava la seconda, fallo avvenuto prima della tripla di Lilov. Gli arbitri evidentemente hanno segnalato la contemporaneità tra il tiro del bulgaro e il fallo subito dall'ex forlivese. Per fortuna Amoni spezza il parziale aperto di 0-8 in favore degli ospiti, che però sono tornati a -9, e l'arresto e tiro da parte di Lilov gli vale il 16° punto e il nuovo -7 Chieti, e c'è ancora una vita da giocare. È una gran bella partita, secondo me si finirà solamente negli ultimi minuti. È una partita molto interessante, un po' come il primo tempo. Anche il secondo, Imola ha provato a scappare, è uscito Norman Hassan che con le sue triple aveva scavato questo fosso. È un momento difficile. Voglio segnalare anche, tra le cose positive, la personalità che ci ha messo in mezzo con i 3 minuti che è stato in campo Sgorbati. Ha difeso sia sui lunghi che sugli esterni avversari. Urca, altro canestro nel frattempo da parte di Armwood, 61-56. Diciamo che se Imola aveva trovato un buon vantaggio proprio alla fine del secondo quarto,
Ora alla fine del terzo è Chieti che sta rimettendosi sotto dal meno 15 al meno 5 in un amen. La squadra di Galli ha riaperto la partita, possiamo dire, oltre all'intensità difensiva, la classe dei singoli, perché hanno trovato un paio di triple, un paio di conclusioni assolutamente di pregevole fattura. Per fortuna Imola, il bonus conquistato dai biancorossi, valgono altri 2 tiri liberi per Patrizio Prato. Sui loro tiri possiamo dirlo senza cenno di smentita, sicuramente Imola ci ha messo del suo, non ha difeso come aveva fatto in precedenza con la stessa intensità. Sicuramente loro bravissimi, sono rimasti in partita, stanno dimostrando una grossa solidità che gli ha permesso di battere anche Ferrara la settimana scorsa in maniera molto, molto facile. Corre molto Chieti ora, pallone nelle mani di Lilov, su di lui c'è Francesco De Nicolao, prova l'appoggio Lilov, l'errore, 2 tiri liberi in arrivo per il bulgaro. D'altra parte, l'aveva detto coach Galli in sede di presentazione del campionato, la squadra caratterizzata da una grande flessibilità che permetterà al quintetto di cambiare di partita in partita il proprio assetto, e in particolare la voglia da parte dei nuovi arrivati di migliorarsi e scommettere su un progetto ambizioso come quello di Chieti. Abbiamo detto di un paio di giocatori, su tutti Sipala, Piccoli, che pur arrivando da campionati minori come lo stesso Piazza hanno accettato la scommessa e insomma Chieti in questo avvio di campionato ha fatto veramente grandi cose. Circoletto rosso anche su quanto di buono ha fatto Lilov, autore di 7 punti negli ultimi 2 minuti. Torna a meno 5 la Proger, 63-58. Ora è gara vera, 40 secondi, in angolo c'è Anderson, mancano come l'ossigeno per Imola i suoi punti. Prato si incarta, infrazione di palleggio accompagnato per Patrizio Prato. Palle perse Imola, scaturite anche dalla grande pressione difensiva della squadra di Galli, che evidentemente la sta mettendo sulla bagarre. Stanno giocando veramente molto bene adesso, stanno giocando diciamo alla Fortitudo, come ha giocato la Fortitudo 2 settimane fa qui al Palaruzzi, mani addosso, molto bravi assolutamente. Imola che cambia e ci sono veramente tanti mismatch, loro con Sergio sono molto bravi, in questo caso addirittura una tripla di Hardwood, addirittura, e non è un buon segno per l'Andrea Costa questo. 6-3-6-1, Anderson, ultimo pallone, tira da 7 metri, l'errore di Carvel Anderson, è accaduto l'inspiegabile. 59-44, diceva il punteggio al 26esimo minuto. Chieti capace di mettere assieme un parziale di 17-4 ancora aperto, che ha completamente cambiato l'inerzia di questa partita. Ora Imola è sì avanti, ma solo di 2, 63-61. È il bello e il crudele di questo sport, della pallacanestro, dove mai fino al 40esimo devi mollare, assolutamente. Bisogna continuare sempre a giocare, a difendere. Questa partita lo sta insegnando, ci sono stati tantissimi break sia nel primo tempo che in questo terzo quarto. Dopo il massimo vantaggio imolese, Chieti è arrivata a prendere questo 17-4 veramente impressionante, e adesso lo diciamo anche a favore dei tanti che ci stanno ascoltando in diretta streaming da Chieti, i tanti tifosi che sono qua, stanno cantando, stanno facendo sentire la propria voce. Abbiamo detto di come Chieti abbia cominciato questa stagione priva di Tyshon Abbott, la guardia di Chicago, che l'anno scorso abbiamo visto qui vicino a noi a Forlì per 7 gare, poi dopo il fallimento della squadra romagnola si è trasferito prima nella 1 turca all'Eskişehir e poi in A2 in Grecia col Kifissia. Giocatore che fra 2 mesi dovrebbe tornare dopo il problema alla schiena, ma il problema sarà che questo Ivan Lilov è un giocatore di assoluto livello. Un'occhiata alle statistiche arrivate proprio adesso grazie al servizio che si occupa delle statistiche stesse. 7 su 10 al tiro per Lilov con 4 rimbalzi e 2 assist. Chieti che tira col 40% da 3 come finora aveva fatto nelle prime 3 gare. Imola tira meglio, 10 su 21. Il problema è che
sono aumentate le palle perse e Chieti indubbiamente ha difeso molto meglio, 63-61, lo ricordiamo. In questo inizio di ultimo quarto, Imola con De Nicolao, Prato, Anderson, Maggioli e Amoni. Proprio Michele Maggioli, pallone fra le mani, servito Anderson, alza la parabola Carve, il pallone esce corto. 2 giocatori a rimbalzo per Chieti, che ha Armwood assieme a Piccoli, Vedovato, Lilov e l'altro giocatore in campo con il numero 6 è Piazza. Palla del possibile pareggio o anche del vantaggio per Chieti. Incredibile come la pallacanestro possa ribaltare in un amen l'inerzia della partita. Dentro Lilov in hesitation, gran canestro di Ivan Lilov, e sul 20° punto del bulgaro arrivano anche i cori di incitamento da parte di un buon gruppettino giunto dall'Abruzzo. Non l'abbiamo detto, ma qui al Pallaruggi anche una bella rappresentanza di tifo ospite. Tutto da rifare per l'Andrea Costa, per i padroni di casa, tutto da rifare. Imola ha un pochino mollato, come abbiamo ampiamente detto. Chieti con un grandissimo Lilov che conferma quanto di buono fatto da outsider, diciamo, da sconosciuto, se me lo permettete, la settimana scorsa contro Ferrara. È già a quota, se non sbaglio, 18. Un ottimo giocatore sia da fuori, sia a crearsi il tiro sul blocco, sia in penetrazione come nell'ultima azione. Interessante come coach Gallis la stia giocando senza Monaldi, affidando la conduzione del gioco allo stesso Piazza, coadiuvato da Lilov. Piccoli contro Anderson, Maggioli si occupa di Vedovato, Lilov è curato da Prato. Lo scontro è tra Piazza e De Nicolao, gli arbitri non fischiano una cristallina infrazione di passi, rimbalzo conquistato da Patrizio Prato, che subisce un altro fallo da parte di Piazza, che ci sta mettendo veramente tantissimo agonismo, con gli arbitri che si stanno mangiando forse qualche fischio di troppo. Non che il problema sia quello arbitrale, però per il recupero che Imola si è fatto subire da Chieti. Ho notato che, guardando tante partite di questo campionato, che gli arbitri stanno lasciando correre tantissimo il gioco, stanno concedendo tantissimo. È ovvio che le squadre, se lo sanno, devono essere brave loro a poter capire quando eventualmente mettere energia e quando no. Chieti sta leggendo molto meglio questo tipo di fischi arbitrali di partita. L'Andrea Costa non si è ancora probabilmente non si è ancora adeguata, dovrà farlo durante il campionato. Prato alza la parabola, Patrizio Prato. Sono 5 in fila per il Gaucho, che diventa il miglior realizzatore della squadra di casa. Nel precedenza, oltre ai 3 errori da sottomisura di Imola, il bel canestro di Vedovato, il longilineo giocatore in prestito da Treviso. 3 di vantaggio per l'Andrea Costa. Lilov sulle tacche contro Prato, difficile il giro e tiro da parte del bulgaro. La tocca Maggioli all'indirizzo di De Nicolao, preferito anche in questa circostanza a Sabatini. 7-13, Maggioli non guarda il canestro, ecco De Nicolao libero da 3. Francesco De Nicolao, e Imola scaglia la 12ª tripla su 23 tentativi. Siamo sopra il 50%, serata di grazia dal largo per l'Andrea Costa, che varca quota 70, 71 Imola, 65 per Roger Chieti. 7 minuti alla fine, si viaggia a quota 90 punti in questa partita. Armwood, sospensione con la mano in faccia di Maggioli, che gli oscura il cielo. De Nicolao rimbalza in transizione, va dall'altra parte Francesco, il fallo subito dalla difesa biancorossa di Chieti. Francesco De Nicolao sugli scudi per Imola. Ci voleva come il pane quella tripla, era rimasto libero dall'angolo. Chieti sta chiudendo tantissimo le penetrazioni centrali, sta cercando di evitare di dare il pallone facilmente a Maggioli. È ovvio, come è successo nel primo tempo con Hassan, nel secondo tempo in questo caso con De Nicolao, una tripla, ha fatto bene a scagliarla, anche se lui non è uno specialista da fuori. È una bellissima partita e a mio avviso si arriverà, il verdetto si saprà solamente alla fine.
bravo anche Prato con questi 5 punti e questi passaggi al di sotto. Urca Washington quasi la toglie dall'anello, pallone che forse si sarebbe accomodato nella retina, il tocco di Washington forse ha guastato tutto, e poi arriva il fallo in attacco di Patrizio Prato. Imola che si fa male con le proprie mani, questa è un po' l'impressione. 71-65, manteniamo 6 punti di vantaggio, ma a un'eternità dalla fine. 6-14. Veramente abbiamo di fronte a Penelope tanto lavoro e poi dopo viene disfatto in maniera bonaria, lo dico, in pochi minuti, con alcune disattenzioni, con la difesa magari non al 100%, e contro di loro questa sera, contro Chieti, bisogna difendere veramente duro, sempre, senza mai errori. Ecco Monaldi, è tornato in campo, quello che abbiamo definito come uno dei migliori playmaker della categoria, ci ha fatto vedere perché. 7-1, 6-8. Imola ne ha solo 3 di vantaggio. Washington piroetta l'errore, ma Vedovato aveva colpito la mano del giocatore imolese. Leonard Washington, il nativo di Lake Charles in Louisiana, formatosi all'University di Southern California, poi in quella del Wyoming fino al 2013. Abbiamo parlato della sua spettacolarità, stazza unita a dinamicità. È un giocatore che ha una grande propensione, si intende chi esterna, soprannominato Boogie. L'anno scorso in Cile con il Leones de Quilpe, 22 punti e 10 rimbalzi, poi è arrivato qui a Imola, sbagliando però in questa circostanza 2 tiri liberi che valevano tanto per l'Andrea Costa. Chieti a 5:30, palla del pareggio, fallo lontano dalla palla sul tentativo di ricezione e di uscita dal blocco di Diego Monaldi. Difficile il lavoro a cui è chiamato De Nicolao, quarto per lui. Nel frattempo rientra in campo anche Norman Hassan al posto di Prato, c'è anche Sabatini. Come lo vedi questo cambio di Prato? Stanchezza o decisione tecnica? No, ci può stare anche un po' di stanchezza. Ha comunque giocato, mi sembra 4-5 minuti in questo quarto, non è, come dicevamo prima, non è ancora al top della condizione, è stato fermo veramente troppo. L'età ovviamente, diciamolo, è un classe 79, quindi ha dei tempi di recupero più lunghi, più complessi. Il fisico, il corpo umano è normale che abbia questo tipo di regolazioni. Ci può stare come cambio. Hassan è stato fuori veramente tanto tempo, quindi è giusto che adesso riprenda il filo del discorso. Gran recupero di Leonard Washington che strappa il pallone soffiandolo all'avversario. Ecco Anderson, entriamo nei suoi minuti. Norman Hassan in angolo, percorre un arco di circonferenza, si va in angolo per Gerardo Sabatini. 12 punti per il bolognese. Imola ristabilisce le distanze. 7-4-6-8, ultimo quarto della ripresa, 4:50. Chieti ancora ampiamente in vita. Sergio centra la tripla, attenzione al recupero che non si concretizza da parte di Andrea Piazza, che rischia di travolgere Ticchi. Rientra Armwood al posto di Vedovato, se la vuole giocare allora con il centro americano Cedro Galli, che gioca le sue ultime carte. Spezza il raddoppio Gerardo Sabatini, si va con Anderson che decide di ragionare. 17 secondi per il tiro, sotto del pitturato. Il fallo subito da Leonard Washington. Non è propriamente d'accordo Sergio, che rimane ancorato alla propria area, come a dire: ma io non ho fatto assolutamente nulla. Imola riparte con Sabatini. Ecco Hassan fuori dall'arco, la prende la tripla Norman, cortissima, ma il recupero è di Leonard Washington, che questa sera è veramente ovunque. Doppia cifra anche per Washington. Imola ne ha 4 in doppia cifra. 7-6-6-8.
e Maggioli obbliga Piazza ad andare oltre la linea perimetrale che delimita il campo. Imola ne ha 8 di vantaggio, 76-68, e il proprio pubblico può cominciare a pensare di essere un po' avanti coi lavori, mettiamola così. È lunghissima e ci sarà ancora tantissimo da sudare. Quello sicuramente positivo è questo Washington che sbuca da tutte le parti. Anche in questo caso Anderson ha forzato un pochino la conclusione, è arrivato dal nulla. Chieti sicuramente colpevole, non ha fatto taglie fuori o comunque se l'è perso il proprio difensore, però bravo lui, bravo anche nel recupero appena è rientrato. Un giocatore sicuramente molto interessante sino ad oggi. 76 punti segnati da Imola, 39 giungono dalle triple, quindi più della metà dei punti realizzati di Imola arrivano dall'arco dei 6,75. Magari ripetiamo sempre gli stessi concetti, Alessandro, però in questo sport se ne metti 13 di conclusioni pesanti 9 volte su 10 la partita ti dovrebbe dire bene. Gli avversari poi, soprattutto dagli angoli, stanno permettendoti di provare questo tipo di conclusioni. Ovvio che è un rischio, un azzardo. Hanno giocato molto bene, hanno avuto momenti che Imola faceva meno canestro. C'è sempre da dire che l'Andrea Costa sta giocando in casa, i ferri li conoscono un po' meglio, quindi è anche facilitato il lavoro dei giocatori dell'Andrea Costa. Dal 63 pari del 31esimo Imola ha messo un 13-5 di parziale, ancora aperto. Entriamo negli ultimi 4 minuti, giocheremo spesso il cronometro che ovviamente depone a favore di Imola. Anderson per mettere una serissima ipoteca su questa partita. L'errore di Carvel che, inutile negarlo, stasera ha stentato molto col canestro. Solo 7 i punti di Carvel, per fortuna il suo lavoro è stato ben effettuato dai suoi colleghi. È il quarto di Anderson, 4 suoi, 4 anche per De Nicolao. Dicevi, Alessandro? 4 su 12 per Anderson al tiro questa sera. Sì, e solo una tripla messa a segno, se non ricordo male, dunque brava Imola a giocare più che mai di squadra questa sera, 4 in doppia cifra e non c'è il suo americano di punta. Sergio fa spallate con Washington, lo butta per terra e mette il suo sesto punto. Chieti torna a meno 6, 7-6, 7-0 a 3,30. Un commento anche da Luca Monduzzi. Imola affronta gli ultimi 3 minuti e 30 con 6 di vantaggio, ma è una dote assolutamente non soddisfacente perché abbiamo visto quello che è successo nella fase finale del terzo quarto. Beh, se non lo sono stati i 12-14 raggiunti già nel primo tempo, sicuramente questi 6 punti non sono la certezza di arrivare ancora in fondo già con la vittoria in tasca, soprattutto con 3 minuti e 30 dalla fine. Imola adesso ha costruito un piccolo parziale, l'ingresso di Washington ha ridato un po' di vigore anche offensivo a Imola. Anderson con 4 falli può essere un po' un problema sicuramente, ma vediamo come va a finire. Il jump di Michele Maggioli, altra conclusione delle sue, ottavo per Maggioli. 8 sono anche i punti di vantaggio dell'Andrea Costa. 3 minuti al termine. Piazza perennemente in campo, la grande fiducia per lui di coach Galli. Incertezza di Lilov, prontamente sanzionata dagli arbitri. Fischio tempestivo dalla parte della terna in grigio, Galasso, Fabiani e Solfanelli, lo ricordiamo, chiamati a dirigere questa partita che Imola a 3 minuti comanda di 8 punti. 78-70, Anderson vuole Maggioli lontanissimo da canestro, seguito come un'ombra da Armwood. Un po' di balletto da parte di Michele, ancora pallone nelle mani di Gerardo Sabatini, 7 secondi per il tiro. Imola gioca col cronometro, forza molto Sabatini, pallone che non c'entra nulla dietro la schiena. Questi sono gli errori di gioventù di un giocatore che ha tantissima fiducia nelle proprie potenzialità e fa bene, però ogni tanto si rischia di passare un po' di là, detta proprio in maniera gergale. 2,36. Questa è una brutta zingarata, soprattutto a 2 minuti e 36 dal termine, con la partita così combattuta. Imola è solo più 8, c'è ancora tantissima partita, tanto da giocare. Questa probabilmente non ci voleva, magari
aveva avuto un momento di poca lucidità, iniziano a essere stanchi, fa anche caldo qua dentro, quindi è un errore che non ci voleva. Sbaglia Monaldi, pallone provvidenziale nelle mani di Andrea Piazza, extra possesso Proger, Armud la prende dal centro, dentro fuori come si suol dire in questi casi, da 3 Chieti prova a creare ma in questo caso disfa tanto. 2 minuti e 15, Imola sempre con quegli 8 di vantaggio, 78-70, con Chieti capace di segnare appena 9 punti in 8 minuti. La difesa di Imola nell'ultimo quarto fino a questo momento è la chiave del vantaggio imolese. Hassan per chiuderla! Dal nulla Norman Hassan. Messaggi per Boniciolli, direi, non lo conosceva. Diciamo che comincia ad avere molto materiale il coach udinese per conoscere Norman Hassan. No, naturalmente stiamo riferendoci a quanto aveva commentato Boniciolli 2 settimane fa qui a Imola, commentando appunto di non conoscere granché le capacità dell'italo egiziano. 11 tentati, anche in questo caso un missile, assolutamente, con tanti saluti a chi non lo conosce. Un giocatore che lo scorso anno nessuno conosceva, a parte il coach che l'ha scelto, l'aveva già allenato, lo conosce da Rimini e sta ripagando assolutamente la fiducia, nonostante l'inizio un po' complicato anche in questa partita. I momenti positivi dell'Andrea Costa sono stati contraddistinti tutti dalla sua presenza in campo e da tutti e da tutte le sue triple, quasi una macchina fino adesso. Allora, visto che non capita sempre di segnare 14 conclusioni dall'arco, 5 ne ha segnate Hassan, 3 di Sabatini, tra l'altro con percorso netto, 4 da Prato, una da De Nicolao, insomma una anche da Calver Anderson, che però ha insomma solo 3 su 12 al tiro ma con 4 assist. Imola capace di smazzolare 14 assist in questa partita, in una gara dove segni 14 triple, segnare 14 assist è una gran cosa. Anderson e Prato sugli scudi, Prato 3, Anderson 4, Prato è tuttora il miglior marcatore dell'Andrea Costa con Hassan con 15, nonostante Patrizio Prato sia stato in campo solamente 17 minuti in questo match, il che vuol dire tanto sulla leadership e su quello che può dare il capitano del biancorosso. Monaldi fa ammattire la difesa di casa. Amoni si macchia della terza penalità, ma obiettivamente ora il cronometro depone ancor più a favore di Imola. 103 secondi alla fine, doppia cifra di vantaggio per chi ospita. Monaldi con i 2 tiri liberi che possono mantenere vive le flebili speranze abruzzesi. 2 su 2 per il laziale, 8-1, 7-2. Imola dovrebbe proprio suicidarsi per perdere questa partita, ma è importante anche magari dare un'occhiata a quella che potrebbe essere la differenza canestri in sede di ritorno, dunque provare a vincerla con una decina di punti di vantaggio, perché queste 2 squadre alla fine del campionato rischiano di equivalersi. Altro tripla tentata da Hassan, l'errore ma forse è un bene, perché l'extra possesso di Imola vale sicuramente più dei 3 punti. Hassan non guarda il canestro, preferisce Imola spendere questi ultimi secondi, pallone fra le mani, Anderson inventa, nono di Carvel, 83-72 all'ultimo minuto. Imola vince la terza gara su 4 e si appresta a dirigersi lunedì sera nel posticipo in quel di Roseto per provare ad allungare la buona striscia di inizio campionato. Sì, bellissima vittoria, probabilmente solo il coach poteva sapere la reazione o immaginare la reazione dei ragazzi dopo questa lunghissima settimana post Trieste. Ricordiamo che si è giocato venerdì scorso, quindi ci sono stati 10 giorni, 9 giorni per entrare in campo. Questa sera si è andato un po' a strappi, magari si è fatto qualche errore in difesa, si è sfruttato anche, fra virgolette, l'assenza di un big da parte degli avversari come Chieti, perché ricordiamolo, Chieti ha giocato un'ottima partita pur in assenza di un giocatore molto importante per la loro economia come Allegretti.
quindi è una bellissima vittoria per l'Andrea Costa, che adesso va a quota 6 in classifica. E tra l'altro si appresta a vivere 2 impegni non difficilissimi, uno a Roseto e poi il derbissimo in casa con Ravenna. Ma rimaniamo naturalmente sul match, ultimi 40 secondi, ci sarà un po' di standing ovation per qualche giocatore imolese. Va dentro Anderson, l'errore, ma sul tiro dell'americano il fallo di Chieti. Vediamo chi sarà i giocatori che si meriteranno l'applauso. In campo i giovanissimi Kai e Folli col numero 6 rispettivamente e il numero 0. Gli applausi sono per Norman Hassan e per Leonard Washington. Direi sì, forse i protagonisti del match assieme a Prato e anche a Sabatini. Beh, nei momenti comunque importanti c'è da dire anche il recupero di De Nicolao, quella tripla di De Nicolao quando Imola era con l'acqua alla gola, un bellissimo canestro di Maggioli su un loro recupero che si era arrivati, se non ricordo male, pari, che si faceva una fatica tremenda ad attaccare. Sicuramente in tanti hanno messo proprio mattoncino, come si fa proprio in tutte le squadre. Pressing a tutto campo per Imola, avanti di 13 a 20 secondi. È forse la migliore testimonianza dell'atteggiamento che Ticchi vuole dai suoi. 85 a 73. Si fermano tutti. Imola decide di morire col pallone fra le mani. La vince Imola, 85 a 72. Il commento finale di Luca Monduzzi del Resto del Carlino. Una partita facile, Imola ha mostrato di avere qualcosa in più rispetto a Chieti e alla lunga sui 40 minuti il vantaggio si è rivelato tale. Buonissima partita a mio avviso di Washington, determinante non soltanto con i punti o con i rimbalzi, ma veramente ha un atteggiamento molto positivo e di voglia anche che si è visto trasmettere ai compagni. Belle cose anche da De Nicolao, Sabatini, forse qualcosa meno da Maggioli, anche in questo caso difficilmente servito dai compagni, ma diciamo che in questi casi, come in occasioni come queste, una bella vittoria. Diciamo che ci sarà tempo in settimana per lavorare sui particolari anche negativi. Intanto Imola comunque si gode questa vittoria positiva, altri 2 punti, Pallaruggi ancora inviolato dopo queste prime 2 gare in casa e diciamo la sconfitta importante di Trieste a questo punto dimenticata. Grazie a Luca Monduzzi, grazie anche ad Alessandro Salvini che ci ha aiutato in questa telecronaca. Imola vince una gara che è andata veramente a strappi, sotto di 8 al 9° minuto, avanti di 15 punti a metà del terzo quarto, poi Chieti è riuscita a pareggiare a quota 63 al 31esimo e poi il rush finale che ha premiato l'Andrea Costa, trascinata dai 16 di Prato, 15 di Hassan, 12 di Sabatini, 11 di Carvel Anderson, 10 di Leonard Washington, 8 di Maggioli, 7 di De Nicolao e 6 di Amoni per completare il tabellino dei marcatori. I giocatori di Imola che ora fanno il tradizionale high five con i propri sostenitori. Dall'altra parte ha convinto ancora Ivan Lilov a quota 20. Sarà interessante vedere fra 2 mesi, qualcosa di meno, cosa farà la società del presidente di Cosmo, vedere se confermerà questo giocatore. 13 a testa per Monaldi ed Armwood, 12 per Vedovato. Da Fabrizio Turini l'appuntamento alle prossime gare interne dell'Andrea Costa Imola fra 2 settimane. Sarà ancora derby l'8 novembre qui al Pallaruggi. Arriva Ravenna. Nel frattempo l'Andrea Costa è attesa lunedì prossimo dalla trasferta in quel di Roseto. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso. L'appuntamento è fra 2 settimane qui al Pallaruggi contro Ravenna.